L'innevato manto da gioco del Pasquale Castrovillari di Agri Cosenza farà da teatro per la sfida tra il Città di Agri e la Reggio Mediterranea, reduce dalla sconfitta per 2-1 contro la Stilo Monasterace. Ha trovato invece un rinvio nell'ultima giornata la formazione cosentina. 4-3-1-2, questo l'abito scelto da mister Misiti per vestire gli Amaranto, con De Benedetto tra i pali, di fronte a lui Lanza, Marino, Cordova e Simeonato, in mediana Gonzales, Lopez e Verduci. Puntoriere ad assistere il tandem offensivo composto da Pesce e Lancioni. Dirige l'incontro il signor Aureliano, e la sezione di Rossano coadiuvato da Bianchimani e Montesanti. Passiamo al film di questa sfida che si apre dopo 5 giri lancette con l'immediato vantaggio locale, ma palla messa dentro da De Natale per Santamaria, la manda sotto le gambe di De Benedetto. Un'incertezza della Reggio Mediterranea regala il vantaggio alla compagine rossonera, che non accenna a desistere. Al 20° torna a rendersi pericolosa con il lancio in profondità per le piane, mette dentro per Santamaria, provvidenziale l'intercetto da parte di Gonsalvo Cordova, che libera l'area di rigore Amaranto. Al 37° la prima risposta degli uomini di mister Misiti con il cross dalla destra di Lanza per Pesce, che colpisce di testa, non impensierendo più di tanto l'estremo difensore avversario. Al 41° cross dalla destra, Stornaiuolo pesca la testa di Santamaria, anticipa De Benedetto non riuscendo però a trovare il raddoppio. Al 43° primo cambio forzato dentro Ramacciotti per Cordova, ultima emozione nella prima frazione di gioco, arriva infatti il duplice fischio del fischietto rossanese. Passiamo allora con le nostre immagini a cura di Mirko Giacobello al film della ripresa. Pesca ancora dalla panchina mister Misiti al minuto 55, spazio a Ramallo in luogo di Marino. Un minuto più tardi gioco di gambe di Santamaria atterrato in area di rigore da Lopez, calcio di rigore e conseguente ammonizione per il numero 4 della Reggio Mediterranea. All'occasione di raddoppiare il Città di Agri, sul dischetto si presenta Le Piane a tu per tu con De Benedetto, va col destro il numero 7 rossonero, spiazzato l'estremo difensore della Reggio Mediterranea per il raddoppio del Città di Agri. All'ora di gioco prova a battere un colpo la Reggio Mediterranea con Verduci che allarga per Lancioni, mette dentro il cross sul quale si avventa Puntoriere, non trova la girata vincente. Al 63° riapre però i giochi la Reggio Med, la punizione di Gonzales è liftata e precisa per il tentativo di Ramacciotti, che sotto porta manda sotto la trasversale e riapre i giochi al Pasquale Castrovillari. Formazione cosentina che però torna ad offendere al minuto 77, cross proveniente sempre dalla destra, allontanata da Lopez sui piedi ancora del numero 4 rossonero, calcia al volo mandando di poco fuori. All'82° triangolazione di Proto con Crispino, ancora Proto conclude al volo col mancino, tocca solo l'esterno della rete. A un minuto dal termine dei tempi regolamentari Santamaria mette dentro per Proto, viene falciato da Simeonato, l'arbitro lascia proseguire concedendo la conclusione di Crispino. Parata da De Benedetto, non varrà nulla perché il direttore di gara annulla il vantaggio, concede il penalty, secondo di giornata. Si presenta Crispino, questa volta col mancino. 3-1 del Città di Agri al Pasquale Castrovillari. Scorrono i titoli di coda su questa sfida, 3 punti che resteranno infatti in terra cosentina. Dovrà arrendersi a Reggio Mediterranea di mister Misiti. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento come al solito alla prossima.